Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, siamo giunti, cara Stella, al 18 di novembre oggi. Come passa il tempo? È una bella canzone dell'Equipe 84 degli anni 60, per chi come me e qualche altro che oggi è qui nel nostro partner se la ricorderà sicuramente. E allora è rimasto fermo, pausa di campionato per la Serie B, si è giocato invece in Serie C, vittoria del Catanzaro in serale 3-0 contro il Catania di mister Lucarelli, ha vinto anche il Rende con un gol di Nossa, e poi c'è stata anche la sconfitta purtroppo della Vibonese in quel di Potenza, e non si è giocato invece Rieti Regina. Per questo poi sentiremo anche nella seconda parte della nostra trasmissione l'allenatore Amaranto Mimmo Toscano e ci dirà come sono andate le cose. Insomma, sono delle situazioni spiacevoli. Abbiamo anche ascoltato stamattina qualcuno della Lega Pro. In effetti, insomma, il campionato in questo modo si falsa, come si è falsato l'anno scorso col Matera, come è stato falsato qualche anno fa anche con l'Acragas. Comunque di questo e di altro parleremo, Stella, con Franco Gagliardi. Grazie Franco, allenatore, dirigente di calcio, buonasera, per essere qui con noi. Ed era un po' che non venivi, da un po' di tempo, okay. Non da luglio, non partecipavo. Benissimo. Grazie ad Alfredo Nardi, collega del quotidiano del Sud, a voi per finalmente lo abbiamo con noi. Grazie Alfredo e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Ceno. Salve, buon pomeriggio a tutti, Stella, grazie. Allora ti do subito la parola, dai. Grazie, oggi non sono raffreddata. Meno male. Benvenuti telespettatori ad un'altra puntata di Replay, sempre ricca di argomenti e di informazioni sportive. Siamo qui anche oggi, questo lunedì 18 novembre, per regalarvi emozioni e rendervi partecipi dello sport e del calcio delle Calabrese. Entriamo subito nel vivo della trasmissione, seguendo la scaletta del programma. Passo la parola al coordinatore Franco Segreto. Sì, partiamo subito per un bilancio di quello che è stata la Serie B fino a questo momento, dopo 12 giornate. Io pregherei Enzo Leonetti, che è regia, che ringraziamo, così come ringraziamo anche Francesco Camposani, che dirige la Camera, e poi Luca Chito alla messa in onda. La Serie B con la classifica generale, perché volevo fare un primo bilancio partendo naturalmente da Franco Gagliardi. Franco, allora al comando abbiamo subito il Benevento, lo vediamo, ecco qui Stella, 25. Ok, poi abbiamo il Benevento con 25 punti, a seguire Crotone 21, Cittadella 20, Pescara 19, Pordenone 19, Perugia 19, Chievo, Salernitana 18, Ascoli 17, Empoli 17, Frosinone 17, a seguire Pisa, Venezia, Virtus Entella con 16 punti, Cremonese 15, Cosenza 12, Spezia 12, Juve Stabia 11, Livorno 10, chiude la classifica Trapani con 7 punti. E allora, mister Gagliardi, cosa ha detto finora questo campionato secondo te? Ma ha detto poco e molto nello stesso tempo, nel senso che ci sono delle squadre che non hanno mantenuto quelli che erano i pronostici. Vediamo l'Empoli un po', secondo me, un po' più giù del normale, lo stesso Cremonese, che era una squadra che pensavamo tutti fosse agguerrita per quanto riguarda questo campionato. Cambiato con l'allenatore. Certo, poi c'è una conferma che mi fa contento, che è il Pescara, perché lì c'è Zauri, che è mio ex calciatore e mio amico. Ah, tuo ex calciatore, certo, Zauri? Quando siamo stati alla Lazio, perché... Zauri, sì, alla Lazio. L'abbiamo girato. Poi hai lavorato anche col signor Lotito, Oddo, certo, sono tutti delle persone che conosco, un ragazzo serio. Mi fa piacere che sta dimostrando nel Pescara il suo valore per quanto riguarda la sua serietà e la competenza. Poi ci sono delle squadre, tipo quelle che sono in testa, come il Benevento, che forse è andato oltre quelle che erano le previsioni. Si sta aspettando il Cosenza, perché io ritengo che il Cosenza, dopo questa prima parte che probabilmente ha pagato l'incompletezza iniziale, non tanto l'incapacità dei protagonisti, perché io ritengo che Braglia sia una persona capace in questo mondo per poter dire la sua, così come l'ha detto fino ad oggi, ma l'incompletezza purtroppo grava e graverà fino alla fine, perché si deve partire sempre più attrezzati e lì c'è bisogno si deve fare un distinguo. È stato fatto tutto per quanto riguarda nell'anno precedente, per quanto riguarda la programmazione dell'anno 21.
Io ritengo che quando si parte male come il Cosenza non tutto è stato fatto. Ecco, detto questo, perché io poi, tu sai, no? Sì. Dico sempre come penso, spesso mi attiro delle simpatie ma molte volte anche delle antipatie, ma dico sempre quello che penso e di questo me ne scuso con quelli che non sono. Non ci mancherebbe altro, questa è la tua idea, tu sei stato allenatore, l'hai detto, insomma, sei stato anche alla Lazio in Serie A, per tanti anni con la Regina in Serie A, io ritengo che ci mancherebbe altro, il insomma, Cosenza farà la sua partita da qui in avanti. Mi dici qualcosina del Crotone, perché poi avremo Petro Ursini, il direttore sportivo del Crotone, Stella al telefono più tardi. Sì. Dimmi qualcosa del Crotone. Me ne ero dimenticato, ma sai, volutamente, anche perché il Crotone rispetto all'anno scorso ha pagato l'apprendistato già l'anno scorso, ha tenuto con sé dei giocatori che sono voluti rimanere a Crotone e probabilmente quello che doveva pagare l'ha già pagato l'anno scorso. Oggi, quest'anno, farà un campionato di vertice, spero che possa raggiungere il traguardo che meritano, anche perché andrebbe a rappresentare insieme al Cosenza la nostra regione, che merita di avere dei protagonisti e delle situazioni da copiare. Alfredo Nardi, allora ha introdotto Franco Gagliardi, ha parlato del Benevento, poi ci sarà questa bellissima partita appunto sabato in programma tra Benevento e Crotone, ha introdotto il discorso delle calabresi, quindi Cosenza e Crotone. Cosa vogliamo dire? Crotone secondo in classifica? Ma il Crotone, come diceva Franco giustamente, l'anno scorso ha pagato uno scotto altissimo. Si era partito con la questione del Chievo, che ricordiamo tutti, quindi l'illusione di poter essere ripescati in Serie A, poi il fatto che alcuni calciatori lì avevano voglia di cambiare aria dopo la retrocessione, fin quando poi si è arrivati a gennaio, si è registrata un po' la squadra, poi lì, grazie anche all'apporto di Stroppa, si è riusciti a risalire, ad inquadrarsi nuovamente nella realtà che doveva essere fin dall'inizio del campionato, e quest'anno naturalmente raccoglie i frutti, perché l'ambiente è ancora più compatto, ci sono stati innesti mirati di categorie, conferme importanti, e non è una sorpresa vederlo lì. E ora vedremo sabato anche questo, ammireremo questo match clou con il Benevento. Per quanto riguarda il Cosenza... Tu lo segui, sì, insomma, dalle pagine del Quotidiano del Sud, Fredo Nardi, il nostro collega. Per quanto riguarda il Cosenza, la partenza in ritardo, zoppicante, per quanto riguarda gli innesti, alcuni calciatori arrivati non in condizione, era inevitabile che si pagasse uno scotto, sì, che a questo punto del campionato fossimo in questo posto di classifica, anche se forse sul campo meritava qualcosa in più il Cosenza, però c'è tempo per rimediare. Fortunatamente c'è un asse, quello tra l'allenatore Braglia e il DS Trinchera, che ormai conoscono bene l'ambiente, conoscono bene i ragazzi della squadra e sanno come portarli naturalmente a trovare la propria dimensione più giusta. Da qui in avanti io credo che bisogna essere positivi, serve solo una continuità di prestazioni oltre che di risultati. Per il resto mi delude un po', dicevamo, l'Empoli, mi delude il Frosinone. Il Frosinone pare che stia facendo il campionato che ha fatto l'anno scorso il Crotone, sì. Per certi versi. Un po' la Cremonese, mi sorprende in positivo il Pordenone, nessuno si aspettava che una neopromossa, anzi per la prima volta in Serie B il Pordenone fosse lì a quel punto. Siamo ancora al girone di andata, ancora qualche equilibrio ancora non è definito del tutto, però credo che per sommi capi la classifica sia abbastanza giusta per quello che le squadre stanno dando in questo momento. Aldo Cennamo, tu dicevi a Stella Battaglia prima di andare in onda, gli hai fatto i complimenti perché avevi indovinato che cosa? Poi ero di là, un po' più distante. No, parlavamo praticamente di ciò che aveva comunicato, sì, di quello che aveva comunicato in trasmissione. Vince spesso praticamente alle quote, se le gioca sistematicamente. Ah, questo non lo sapevo. E te lo dico io perché lui indovina sempre i risultati. Benissimo. È un indovino. Sì, però lui ha detto che non è un mago. Prova. Allora, benvenuto. Discorso del campione, ha parlato Franco Gagliardi e poi appunto il nostro collega del quotidiano Alfredo Nardi. Dimmi qualcosina mentre io prego Enzo Leonetti, se, visto che abbiamo poi una diretta
con lo stadio San Vito Marula di Cosenza, se riusciamo a metterci in contatto già adesso con il direttore sportivo del Crotone, Peppe Ursino, così sentiamo dalla sua viva voce praticamente quello che posso aggiungere a quello che già hanno detto sia Franco che Nardi è che è chiaro che sbagliando si impara, partendo dal Crotone. Il Crotone l'anno scorso ha impattato in situazioni che non pensavo potessero accadere, perché quando si scende dall'A alla B c'è sempre qualcosa che poi alla fine ti lascia un pochino. E il Crotone da lì è partita quest'anno, mantenendo, come dicevi tu Franco, da tecnico esperto quale sei, l'ossatura della squadra. Ha inserito elementi bravi, nuovi, importanti, ha un attaccante di categoria superiore che fa gol e fa anche fare gol. Ne ha più di uno. È riuscito, no, parlo tu di devi fare Ciassimi, sì, no? Sì, è chiaro. Ed è andata oggi si va a giocare questa partita a Benevento, è una partita importante. Io ho detto che il Crotone a Benevento andrà a fare risultato pieno, l'ho detto già l'altra volta e non mi vorrei smentire. Però è una partita da tenere sotto osservazione, perché se il Crotone vince è un conto, ma se dovesse malauguratamente impattare la situazione si potrebbe assolutamente per il Cosenza ne parliamo dopo. Aspettiamo Ursino che perché dà qualche notizia importante. Grazie, mi dicono dalla regia che abbiamo con noi il direttore sportivo del Cosenza, Peppe Ursino. Del Crotone, scusatemi, lapsus. Pronto direttore? Magari Cosenza. Grazie direttore Ursino per essere qui con noi. Grazie a voi. Allora io qui c'ho Franco Gagliardi. Ciao. Oh, grandissimo amico. Poi c'ho Alfredo Nardi, ospite del Quotidiano del Sud, e il nostro opinionista Aldo Cenna. Si stava facendo un bilancio. Un bilancio, direttore, di quelle che sono state le prime 12 partite di campionato. Allora, cosa vogliamo dire? Cosa ha detto finora questo campionato di Serie B? Il campionato per quanto riguarda il Crotone è positivo. Sinceramente la squadra meritava anche qualche punto in più, però siamo contenti, vuol dire che il campo ha detto questo ed è giusto così. La cosa però che mi fa essere ottimista per l'avvenire è il gioco che noi esprimiamo durante la partita, che secondo me ti dà quella sicurezza ed è molto importante per andare avanti e cercare per prima cosa di ottenere la salvezza, e poi vediamo quello che succederà. Abbiamo visto poc'anzi la classifica generale, direttore, con il Benevento, poi a seguire il Crotone, e sabato ci sarà questo scontro importantissimo proprio a Benevento, a seguire le altre squadre. Ma cosa ha detto finora il campionato di Serie B dopo 12 giornate? Ha detto principalmente che è un campionato molto equilibrato, molto equilibrato, rispetto agli altri anni ancora di più. Ha detto che non c'è una squadra guida, anche se il Benevento sta facendo un grandissimo campionato, non c'è la squadra Materasso, quindi bisogna stare molto attenti. È un campionato che qualche squadra mi ha un pochino deluso, tipo Empoli, tipo Cremonese, però siccome è un campionato difficile e lungo, il campionato di Serie B come ogni anno si decide dopo il mercato di gennaio. Franco Gagliardi per il direttore Ursino del Crotone. Ciao Peppe, ciao. Ciao. Intanto complimenti e auguri per il prosieguo. Grazie. Senti, io vado controcorrente, nel senso ti faccio una domanda più che altro professionale, che per certi versi contraddistingue quella che è stata la tua mansione nell'ambito del Crotone sempre. Cioè, tu ritieni che questo campionato di B possa unire l'anzianità oppure di determinati calciatori con determinati calciatori giovani che ancora non si sono formati, per poter centrare degli obiettivi di alta classifica, oppure chi magari si affida solo a giocatori esperti e poter maturare solamente, possano penare un po' di più e magari rischiare di retrocedere in categoria? Io dico che il campionato di Serie B è un campionato dove la fanno da padroni l'aggressività, la velocità, l'entusiasmo. Quindi i giovani ti danno qualcosa in più, poi qualcuno, non dico anziano, ma
intorno ai 34-35 anni nella squadra è importante, però secondo me i giovani ti danno la freschezza, ti danno l'aggressività, ecco, quell'aggressività, quella velocità che è importante, cosa che in A poi non succede, anche se le caratteristiche di un giocatore moderno sono queste. La Serie B mi ha sempre insegnato che facendo un mix si possono ottenere grandi risultati. Peppe, io ti ho fatto una domanda per evitare di farti degli elogi sperticati, perché qualcuno può dire vabbè, ma Franco gli elogi a Orsino glieli fa sempre. No, proprio perché io so come tu lavori e come il Crotone viene a essere costruito. Magari potrà avere delle annate come quelle dell'anno scorso, ma era tutta particolare quell'annata, perché si rifaceva un campionato perso dall'A, perciò però nel momento in cui si entra nel vivo del campionato e farne parte come il Crotone ne sta facendo parte, se non c'è competenza, se non c'è voglia di lavorare nell'osservazione durante l'anno come tu sai fare da sempre, per avere informazioni sui giocatori giovani che poi devono essere inseriti, è normale che se ti affidi solamente ad anziani sei rovinato. Ti volevo fare i complimenti. Questo Crotone riflette di nuovo quella che è la filosofia tua e di tutto il Crotone, che mette un mix di anziani e di giovani che si andranno poi a manifestare negli anni che seguiranno in funzione delle conoscenze che uno acquisisce durante l'anno. Il tempo stringe. Allora, Alfredo Nardi, vai. Salve direttore, ricollegandosi sempre a questo discorso dei giovani, lei ha avuto a Crotone ragazzi che oggi militano in nazionale come Florenzi, Bernardeschi e tanti altri. Ritiene che ci sia in questo momento, in questo Crotone, qualcuno che possa ricalcare le loro orme e fra qualche anno vederlo ai vertici? E magari in nazionale come Florenzi e Bernardeschi? Magari in nazionale pure. Il Crotone, come le ho detto prima, è un mix di giovani e di gente esperta. Esperti. Però in questi tra i giovani ci sono 3 o 4 che secondo me, specialmente 2, possono arrivare a livelli alti. Zanellato, Crociata, Messias, lo stesso Molina, e a livello di Serie A sicuramente Barberis. Questi già Zanellato fa parte dell'Under 21, è un giocatore che stava facendo dei progressi enormi, è seguito da molte squadre di Serie A, lo stesso Crociata, ma Molina e Barberis possono tranquillamente giocare in Serie A. Per non parlare di Messias. Questa è la politica del Crotone. Noi sul Zanellato Crociata abbiamo fatto l'investimento 2 anni fa. Sapevamo i giocatori le caratteristiche, nello stesso tempo le qualità dei giocatori, la qualità, e quindi ci abbiamo puntato quest'anno. Quest'anno i ragazzi stanno andando molto bene, e quindi siamo molto fiduciosi. Poi per quanto riguarda le nazionali, noi abbiamo anche Simi che fa parte della nazionale norvegese. Come no? Adesso mi sfugge, Nigeria, sì. Lo stesso Benali che è il capitano della nazionale della Libia. È infortunato in questo momento purtroppo. Sì, in questo momento, ma un altro giocatore che ha fatto dei progressi enormi è Golenic. Nessuno ci credeva, il difensore è diventato pure goleador da un po' di tempo a questa parte. Questo qui, il Crotone è fatto di questa gente, però la cosa principale è quella che nel nostro ambiente maturano i ragazzi in modo celere, perché sanno che vengono a Crotone e giocheranno, questo è sicuro. Direttore, un'ultima cosa per chiudere, intanto in bocca al lupo per la partita di Benevento, perché insomma è una partita, ne abbiamo parlato prima, sì, molto importante per il Crotone. Avete battuto l'Ascoli, io ho visto l'Ascoli che sarà il prossimo avversario del Cosenza domenica prossima alle 15, non mi ha fatto una grande impressione all'Ezio Scira. Che impressione ha ricavato invece Ursino di questo Ascoli? Tu sei un grande intenditore di calcio. Grazie. E quindi io ti rispondo come rispondo
ai miei amici che mi dicono ogni volta la squadra che incontri il Crotone non mi ha fatto una grande impressione. E la cosa Ci siamo capiti. Io invece ho un'altra Chiave di lettura. chiave di lettura. Per me giocare contro il Crotone attuale è molto difficile perché non ti fa giocare e nello stesso tempo noi abbiamo un tipo di gioco molto molto particolare e quindi ti sembra che le altre squadre non giocano, però l'Ascoli per me è una delle squadre più forti, perché in avanti sono molto pericolosi. Sì, Scamacca è l'unico forse. Scamacca e l'altro attaccante molto chi c'è? Da Cruz, chi c'è? Sì. Da Cruz. Va bene. Il Cosenza Braglia sa come deve fermare questa squadra. Va È bene. un campionato di qui molto livellato, quindi Può succedere di tutto, problema, insomma. Esattissimo. Sono invidioso ma contento io. Aldo Cenno mi dice invidioso ma contento perché? Sono invidioso per come il Crotone riesce a portare su una platea a livello nazionale tanti giocatori, ma contento da calabrese. Ok. Grazie direttore Orsino, in bocca al lupo allora per la partita di Benevento e naturalmente ci saluti gli amici di Crotone. Grazie per essere intervenuto e per la disponibilità. Ok, allora possiamo tornare in studio. normale, Franco, Franco. visto che ha fatto una bella disamina abbiamo- del campionato, più o meno era d'accordo con me. abbiamo parlato pure di un argomento importante, capite? Come si fanno le squadre. No, ma che io volevo bisogna parlare tenere intanto presente. del bilancio, ho detto le stesse cose tue, perché entrambi di calcio, no? Ha parlato delle squadre che praticamente finora Ma non è che hanno questa è un una po' deluso, come ha detto trasmissione lo dove stesso puoi venire, Alfredo. dove viene facilmente se non capisci di pallone, perché qui mi pare che siete tutti allenati alla grande, ma da tanto Ma pure tempo. Stella è allenata, eh? Che poi Stella è allenatissimo. Che poi c'è qualche domandina pure per te, poi ti faccio fare qualche domanda sia a te che ad Alfredo, che comunque insomma mi pare che Peppe Ursino abbia detto le cose. Sì. Ma deve essere didattica questo per chi eventualmente si inserisce nel mondo del calcio. Mix, anziani. Prego, Aldo Cenno. No, ma guarda, è un piacere sentire una persona come Ursino che... ma insomma, che ci puoi dire al Crotone? Vabbè, Io chiaro se che dovessi trovare tutti il trovare tifo, un essendo difetto al una Calabrese, Crotone, facciamo il tifo per la Regina, per il tu che sei un Crotone, per il esperto Cosenza, per tutte le ma squadre. trovare un Catania. difetto al Crotone diventa difficile, perché Per il loro rende. programmano e hanno obiettivi. Certo, Nel calcio, programmazione, obiettivi sono le cose essenziali. L'anno scorso la disavventura l'hanno superata brillantemente, si sono salvati perché alle ultime 4 partite ancora erano lì per lì. Hanno fatto poi ci va quello che c'è da fare. Vuol dire che gente competente, capace, che va vicino ai giocatori, va fuori, e poi li mandi in nazionale. Anche il Crotone ha mandato giocatori e manda giocatori in nazionale. Ecco, questo significa imprenditorialità, managerialità, competenza, calcio ad alti unisco a livelli. quello che hai detto tu, no? Franco, possiamo continuare dopo perché ci fanno segnalare che dovremmo andare in mail. Il Crotone c'entra il discorso della managerialità con la competenza e il lavoro continuo. Grazie. Allora Stella, andiamo in Grazie, sì, andiamo in pubblicità, non cambiate canale, restate con noi, torniamo subito. Grazie. Allora, seconda parte di replay, abbiamo una sorpresa, siamo collegati con lo stadio San Vito Marulla dove c'è per noi Anna Franchino insieme a Gianluca Pasqua, vediamo se siamo pronti, se ci fanno sapere qualcosina dalla regia possiamo avere il collegamento. Ecco qua, ecco Anna Franchino, grazie Sì. Anna, siamo al San Vitino, ti vediamo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie. Franco. Grazie. Mi sentite? Mi Sì, sentite? sì, benissimo, benissimo. Buon pomeriggio, siamo qui in diretta proprio dal San Vitino di Cosenza, alle mie spalle vedete i rossoblù hanno ricominciato la preparazione in vista della sfida con l'Ascoli. Io sono qui in compagnia del direttore sportivo Stefano Trinchera che ringrazio in diretta. Grazie a voi. Allora direttore, si riprende dopo 3 giorni di riposo, il Cosenza inizia questo tour de force che porterà da qui alla fine dell'anno a disputare 7 gare consecutive. Sì, noi siamo pronti, si vede già dalla ripresa di come si sono approcciati al lavoro con molta intensità, sappiamo quello che ci aspetta, già domenica avremo un test impegnativo contro l'Ascoli, però siamo pronti.
L'Ascoli è una squadra, insomma, rispetto allo scorso anno ha cambiato qualcosa, vuole puntare magari a raggiungere i play-off, 17 i punti in classifica, 12 quelli del Cosenza, però insomma è una gara che affronterete sempre con la giusta determinazione. Sì, loro hanno delle aspettative importanti, noi non siamo da meno perché comunque anche noi siamo ambiziosi e la classifica purtroppo dice il contrario, però con umiltà dico che quest'anno possiamo fare meglio dello scorso anno. Il Cosenza è stato come un diesel, ha iniziato un po' a rilento, adesso piano piano si sta rimettendo in carreggiata, le ultime 2 partite, una vittoria, un pareggio a Trapani, però possiamo dire che domani ci sarà questa assemblea di Lega in cui si discuterà anche della VAR e diciamo che molti errori arbitrali hanno un po' condizionato le gare dei Lupi. Sì, io non vorrei tornarci su questo perché altrimenti può sembrare che ci aggrappiamo agli alibi. Però se la VAR ben venga perché noi vogliamo quello che ci spetta, se meritiamo altro perché il campo dice che questa squadra comunque fornisce delle prestazioni importanti, è giusto che nessuno ci tolga qualcosa, anche perché poi a fine stagione nessuno ci può risarcire i torti subiti. Parlando invece del gruppo, non ci sarà Capela perché è squalificato, però abbiamo visto che si stanno allenando Schiavi e Monaco e quindi insomma potrebbe essere sostituito bene. Sì, ma questo è un gruppo, diciamo, con delle potenzialità, purtroppo qualche infortunio di troppo si è accavallato, diciamo, ma noi siamo andati sempre avanti con fiducia. Questa settimana molto probabilmente riprende Schiavi, c'è Monaco che sta bene, quindi guardiamo avanti con fiducia. Poi parlando di Rivière ha segnato anche con la nazionale, con il Martinica, quindi è un giocatore che piano piano si sta inserendo bene nel gruppo. No, invece si è già inserito da tempo, lui come altri ha sofferto l'inizio perché molti calciatori nuovi per amalgamarsi tra loro non era facile nell'immediato, però adesso hanno acquisito tra di loro una certa sintonia e siamo molto contenti di lui. E poi c'è Lazar che potrebbe da qui a poco anche lui raggiungere il gruppo. Sì, lo aspettiamo, purtroppo ha avuto una ricaduta 20 giorni fa su uno stiramento già subito in precedenza, però per noi è un giocatore importante e spero che recuperi quanto prima. Grazie direttore. Allora, abbiamo sentito il direttore Stefano Trinchera, sì. Adesso possiamo sentire l'addetto stampa dei rossoblù Gianluca Pasqua che ci dice le ultime novità che riguardano la squadra, visto che insomma vengono da 3 giorni di riposo, tu ci puoi delucidare un po' meglio. Ha anticipato tutto il direttore, avete visto Monaco e Schiavi che si stanno allenando regolarmente, aspettiamo anche Ash Lazar che sta continuando le sue terapie personalizzate in un centro specializzato di Milano, lo seguiamo sui social con la crioterapia e le altre attività a cui si sta sottoponendo per tornare al massimo, tornare meglio di prima. Hai detto del gol di Rivière che è veramente un valore aggiunto per questa squadra, la qualità di questo ragazzo che si sta inserendo in tutti i sensi, anche nel gruppo, anche con la lingua, sta cominciando a parlare l'italiano in maniera soddisfacente. Dunque siamo tutti pronti per la trasferta, come sono pronti anche i tifosi, stiamo ricevendo delle richieste sia per quanto riguarda la gara del Duca ma anche per la prossima gara in casa con lo Spezia, si vorrebbe già la prevendita aperta, vedremo cosa si può fare con la società perché c'è grande attesa, c'è grande voglia di tornare in campo come dopo ogni sosta e c'è grande voglia di fare bene. L'anno scorso abbiamo iniziato noi la nostra avventura in Serie B con il Cosenza ad Ascoli, è stata una gara che ci ha messo di fronte a un avversario importante e soprattutto a una nuova dimensione e ne siamo usciti bene, potevamo uscirne meglio, ricorderete il gol di Brosco dopo 7 minuti di recupero, anche quella è stata una situazione abbastanza strana. Detto questo, domani ci sarà questa assemblea di Lega e si parlerà di VAR e noi siamo contenti perché ci vuole questo passaggio in avanti, questo scatto della Lega e del calcio italiano. Allora Franco, io ti ho dato le ultime novità. Grazie Anna, grazie. L'unica cosa che volevo chiedere una cosa a Gianluca perché ho visto nel monitor che c'è qui vicino a me che Legittimo si sta allenando a parte, come mai? Puoi chiedere di Legittimo? Mi chiede Franco da studio, come mai Legittimo si sta allenando a parte? Allora, Legittimo ha avuto una leggerissima contrattura negli allenamenti precedenti alla sosta
e adesso sta svolgendo questa attività singolarmente, ma gli esami strumentali hanno scongiurato qualsiasi problematica di intensità maggiore di una leggera contrattura, quindi penso che nelle prossime ore, poi parlerò con il dottor Costabile, ma penso che lui sarà utile già dai prossimi giorni. Adesso, come vedete, sta già accennando qualche scatto, quindi non dovrebbe esserci nessun problema. Con le immagini di Massimo Fino noi vi lasciamo. Grazie, grazie Anna Franchino, grazie a Gianluca Pasqua. Il nostro operatore. Grazie Anna, grazie a Gianluca e al direttore sportivo Trinchera per essere intervenuti, grazie. Allora, Franco, abbiamo zoomato in diretta sul San Vito Marullo, hai visto Baez, Carretta, Legittimo, l'ho subito fotografato a bordo campo che era a parte, quello con la barba, siamo attenti osservatori. Non li conosco quelle. Non li conosci bene quelle delle cose. No, io volevo soffermarmi su quello che ha detto Trinchera, secondo te. Ma ritengo come ha parlato Trinchera? Abbia detto quello che deve dire un direttore sportivo, è normale. No, ma io voglio soffermarmi anche sul fatto che ho visto Braglia discostato un po', no? Sì? Mentre c'è Occhiuzzi che è proprio nel vivo della situazione e mi ha fatto anche piacere, sì, come no? Nel senso che in una società come il Cosenza, lì dove sono delle persone capaci, c'è un motivo particolare. Ecco qua. È lì in mezzo proprio, mentre magari Braglia darà i suoi ordini a suo modo e nel tempo giusto, ha un buon collaboratore, questo mi fa molto piacere. Alfredo Nardi, allora cosa vogliamo dire? Qui vediamo praticamente il Cosenza in allenamento, questo dovrebbe essere Schiavi, ha ripreso pure Schiavi a lavorare, come ci ha detto il direttore sportivo Trinchera, si aspetta la ZAR. Di quello che ha detto il DS Trinchera fammi un riassunto. Giustamente ha detto quello che appunto doveva dire tranquillamente. Per cortesia non parliamo sempre di su questo eccetera, fare del vittimismo magari, no? No, loro sono sempre stati su questa linea, dire le cose come stanno, evidenziarle, sottolinearle, però poi deve finire lì. Poi dopo se ci si attacca a fattori esterni rispetto a quelli che invece devono arrivare dal lavoro sul campo, allora poi è sbagliata l'impostazione di un allenatore, della squadra, del direttore, quindi nessun alibi di nessun tipo. Mi dicevi tu prima, scusami se ti interrompo, questo Cosenza soffre un po' di alti e bassi, cioè quando tutti si aspettano che dopo una bella partita come quella col Chievo, magari una partita che sta ripercorrendo, poi vai a Chiavari con lentelle, sta ripercorrendo anche a Trapani lo stesso Braglia non è rimasto molto convinto. Sta ripercorrendo quello che è accaduto nella scorsa stagione, la partenza all'handicap zoppicante, quella che ha spiegato Cagliari, qualche risultato di troppo non positivo, poi una piccola ripresa alternata a qualcosa di meno positivo e successivamente l'anno scorso poi una certa continuità. Io credo che stia ripercorrendo esattamente, non so se è un qualcosa che è nel DNA di questo Cosenza dal punto di vista così organizzativo, tecnico, però questa è la dimensione del Cosenza in questo momento. Per quanto riguarda il lavoro che sottolineava il mister di Occhiuzzi con Braglia, in ogni ripresa di allenamenti Braglia dà spazio ad Occhiuzzi, che ha saputo ritagliarselo naturalmente, per un allenamento particolare di cui io non saprei ovviamente descrivere nulla perché non sono un tecnico, però so che è così. C'è un allenamento particolare che lo stesso Occhiuzzi un giorno ha proposto a Braglia e Braglia ha detto vai, quindi gli ha dato fiducia e questo conferma quello che diceva il mister precedentemente. Mi è sembrato che la ripresa di una settimana di allenamento, c'è un grande rapporto fra i due, c'è grande considerazione e questo a me ha fatto piacere, che in una città importante ci debbano essere questi rapporti. Ma quello che è importante anche in questa... Aldo, c'è qualche tifoso che scrive e mi dice che tu hai elogiato il Crotone, come è giusto che sia, però ti ricordano che il campionato l'anno scorso è terminato con Cosenza con 3 punti in più sul Crotone. L'abbiamo detto che la pagina
Archiviamo. No, era giusto perché non leggiamo mai nulla, era giusto perché... Ha avuto la capacità, lo ripeto, per chi... Sono molto attenti i social, l'altro, stai attento. Io pure. Fai molta attenzione perché i ci social hanno stanno comunicato col questo fucile messaggio spianato. importante per Aldo. Se non mi fate dire, ripetiamo, il Crotone l'anno scorso ha avuto una pagina brutta, stava andando in Serie C, ha avuto la forza quest'anno di non ripetere gli stessi errori e si è messo secondo in classifica a 4 punti, a 3 punti o 4 punti dal quindi mi pare che io ho detto quello che in effetti si è avverato poi sul campo. Ma adesso, torniamo a bomba al Cosenza e a Trinchera. Innanzitutto quello che è positivo, importante è che il Cosenza riesca finalmente ad avere quasi al completo tutta la rosa, recupera giocatori importanti. È chiaro che quello che diceva Nardi è riferito a quello che diceva prima Franco Gagliardi, cioè Franco all'inizio ha detto una cosa importante, ha detto che quando una squadra è incompleta nella preparazione può subire durante la fase del campionato queste situazioni di partite che sono un pochino che lasciano un pochino altalenanti, bravo. Per cui se il Cosenza con l'Entella ha pareggiato col 2-2 la poteva vincere la partita, perché poi però ci saranno, mi auguro che queste partite altalenanti non si verificano più, perché questa squadra a Chiavari con l'Entella ha perso il Cosenza 1-0. Esatto, sì, ha perso 2-2. Ha perso 1-0 perché noi social, hai capito? No, volevo dire Trapani. Volevo dire Trapani. Con abbiamo perso 1-0, abbiamo perso una partita in malo modo. Ecco il fatto che queste cose. Quello che diceva in effetti. Assolutamente evitarle. Deve avere continuità di risultati già a partire da Ascoli, quello che diceva Alfredo Nardi, a 20-21 punti alla fine di questo girone, e poi andare sul mercato e prendere finalmente un attaccante che ci faccia 10-15 gol e ci garantisca la salvezza, perché il Cosenza la salvezza se la deve garantire, perché noi non possiamo andare oltre quello che purtroppo stiamo andando adesso. Stella Battaglia, una domanda mi pare per Franco Gagliardi, un'altra per l'amico Alfredo Nardi. Vai subito, sì, certo. vai. Mister Gagliardi, la differenza tra il Cosenza di Braglia dello scorso campionato e quella di quest'anno? Del Cosenza di Braglia, bisogna dire che il Cosenza dell'anno scorso era la prima volta che ritornava in B. Sì, dopo 15 anni. Dopo tanti anni, è normale che ha pagato un po' di apprendistato, però ne è uscito bene, anche perché se noi poi guardiamo che qualcuno si è meravigliato che il Pordenone è nei primi posti della classifica, no? Essendo ancora esordiente. Il Cosenza poi alla fine forse poteva fare ancora meglio l'anno scorso, sulla scorta delle vittorie, perché io sono convinto che il morale e la forza si costruisce più con la vittoria che con la sconfitta, ne sono convinto, anche la caratteristica personale. Sì. Quest'anno invece io imputo ancora, pur avendo fatto un campionato che doveva servire come lezione l'anno scorso, no? Imputo una colpa piccolina alla società, non tanto agli addetti ai lavori tipo Trinchera, di non aver dato il giusto peso all'allestimento di una rosa per tempo, in modo da non far lamentare Braglia, il quale è sempre un grande allenatore, lo sarà sempre a Cosenza, perché ha capito sia la squadra come deve gestirle, sia il cosentino come deve gestire il cosentino, e magari non farlo lamentare tanto nel momento in cui non parte con la giusta rosa, almeno nel numero, non dico nella qualità, ma almeno nel numero. Benissimo, una domanda per Alfredo Nardi. Di grande handicap per grazie Franco per la risposta, grazie. Grazie. Alfredo, con l'attuale di Serie B, che campionato è secondo te? Molto più equilibrato rispetto alla scorsa stagione? Probabilmente sì, ma più equilibrato a mio avviso, anche se è brutto dirlo, verso il basso, non verso l'alto. Perché l'anno scorso c'era un distacco maggiore tra le squadre che stavano nella parte sinistra della classifica, come si dice, e quelle nella parte destra, mentre oggi diciamo che ho visto che qualsiasi squadra può vincere o perdere con qualsiasi altra squadra, quindi sia che parliamo del Benevento per dire, o del Trapani, della Juve Stabia, quindi c'è molto più equilibrio. Mi auguro che nel girone di ritorno sia un equilibrio che passi verso l'alto più che essere verso un equilibrio così medio, diciamo verso il basso. Ok, grazie. Allora a questo punto dobbiamo ricordare Denis Bergamini, i 30 anni dalla tragica scomparsa, quella tragedia,
era il 19 novembre appunto dell'89 e Anna Franchino ha confezionato un servizio che adesso andiamo a farvi vedere. Grazie. Vediamo se riusciamo ad avere... È stato un buon impatto. 30 lunghi anni, senza verità, senza giustizia. Era il 18 novembre 1989 quando la vita della famiglia Bergamini cambiò radicalmente. Una telefonata per avvisare i cari della tragica morte di Denis. Aveva soli 27 anni e un futuro glorioso e radioso davanti a sé. Ed invece Cosenza, il Cosenza e l'intera Italia, da nord a sud, si è stretta attorno al dolore della famiglia Bergamini, che a distanza di 30 anni da quel giorno bruttissimo che ha segnato la vita di tutti, urla a squarciagola perché si giunga ad una verità che per troppi anni è stata taciuta. Oggi sui social in tanti hanno dedicato un pensiero a quel bellissimo ragazzo dai capelli biondi e dallo sguardo pulito e sincero. Denis è nel cuore di chi lo ha conosciuto e di chi purtroppo ha imparato a conoscerlo attraverso la cronaca nera. I fiori freschi sulla tomba allestita nel luogo del tragico ritrovamento del corpo senza vita a Roseto Capospulico. Bandiere, pensieri e parole. I tifosi del Cosenza chiedono insieme a sua sorella Donata che Denis, dopo 30 lunghissimi anni, abbia finalmente giustizia. Menzogne, ipocrisia, una bugia lunga 30 anni, scrivono oggi sul profilo della sorella, che ha lottato e lotta per rendere finalmente giustizia a Donato. Fabio Anselmo, l'avvocato che segue da qualche anno la vicenda giudiziaria, oggi nel trentennale dell'omicidio plaude alla determinazione di Donata e dice ci siamo quasi. La procura di Castrovillari, guidata da Eugenio Facciolla, che ha riaperto il fascicolo e ha disposto la riesumazione del cadavere e gli ulteriori accertamenti sul corpo che hanno stabilito la morte per soffocamento del calciatore, il successivo schiacciamento dalle ruote del tir sulla SS 106 quando era già senza vita, ha ascoltato testimoni e ricostruito gli ultimi istanti di vita di Denis e dovrebbe chiudere a breve le indagini e chiedere il rinvio a giudizio per i 3 indagati fino a questo momento. Insomma, si attende questo secondo tempo che è quello finalmente della verità. Che oggi il tuo giornale insomma, ha dedicato 2 pagine come gran parte dei giornali proprio su questa vicenda di Bergamini. A volo, prima di andare in pubblicità, cosa vogliamo aggiungere? Ma guarda, la grande determinazione della famiglia di Donato. Ma sì, quello lo abbiamo detto, lo abbiamo sottolineato tante volte sicuramente. Qualche tempo fa la sorella di Denis disse la verità è stata stabilita, ora serve la giustizia, cioè quindi serve un processo e tutto. Ma io dico che fin quando non c'è un processo, neanche la verità in assoluto si può dire che sia quella al momento immaginata. Quindi aspettiamo ancora giustizia e aspettiamo anche verità. Mi sento di dire che questo prolungamento, perché diciamo, il fatto che siano indagate alcune persone è già datata come notizia, sì. No? Questo prolungamento che c'è stato mi fa pensare che sia emerso qualcosa di più, quindi aspettiamo con fiducia quello che le valutazioni che stanno facendo e vediamo quello che succederà. Benissimo, allora Aldo Cenere e poi Franco Gagliardi, perché oltre ad essere allenatore di calcio, dirigente di calcio, è anche un laureato in giurisprudenza e ha seguito, so io personalmente, questa vicenda. Insomma. Beh, io ho letto oggi anche le pagine del giornale, del quotidiano, che ha tracciato un quadro della situazione. È chiaro che è un ricordo che per noi tifosi, ma non solo per i tifosi, per tutti, un ricordo che non si può facilmente cancellare, non si cancella mai, perché la perdita di un giocatore, di una persona in quella maniera tragica lascia in noi tutti sgomento. Vogliamo andare sul cinema per cortesia, parlando? Ed è chiaro che vogliamo assolutamente sapere quello che è successo, però avendo io sempre fiducia nella giustizia, avendo sempre avuto questo senso di responsabilità verso questi organi istituzionali, credo che prima o poi la verità verrà fuori, se non c'è già una verità. E allora chi è responsabile, se c'è un responsabile, è bene che paghino, perché una vita umana vale tanto.
Dennis è stato un grandissimo giocatore, era una grandissima persona, merita, e la famiglia fa bene a tuffarsi su questa cosa, ad essere così caparbiamente determinata su questa cosa, perché è difficile che un familiare che muore così qualcuno se ne possa della famiglia dimenticare, e quindi ho piena fiducia che finalmente la verità venga fuori e se ci sono responsabili che paghino, perché è giusto che sia così, insomma, ecco. Grazie. Franco Gagliardi, prima di andare in pubblicità. Io dico solo che Dennis Franco. è stato nelle giovanili anche del Cosenza, facevo parte di quel mondo. Sì, tu all'epoca eri nelle giovanili, tu come istruttore, giusto? C'era Fiore, Miceli, Pasquè e tanti altri giovani lì, c'erano la famiglia tutta dei Ferraresi, insomma, i Ferraresi stavano insieme, no? Mi ha lasciato essere fatto in quel periodo. Il grande Ferroni, l'allenatore dei portieri, ricordo pure. Mi ha lasciato essere fatta allora, mi lascia ancora essere fatta adesso, solo che io a distanza di tempo non mi sento di dover dire nulla di più di quello che dovranno dire gli inquirenti. Giusto, anche perché non è giusto né dire che ci possono essere delle persone che dovranno essere incriminate, né ci devono essere delle persone che devono essere salvate soltanto o piante solamente. E la parola agli inquirenti, una cosa è certa, forse a suo tempo potevamo essere anche più incisivi come inquirenti a dover far venire allora, se c'era una verità, da farla venire. Ok, grazie a Franco Gagliardi. Allora direi, se abbiamo qualche altro minutino, di andare ad introdurre la Serie C, perché poi dovremmo collegarci. Siamo in pubblicità, benissimo Stella. Allora andiamo subito in pubblicità. Sì, torniamo fra qualche minuto. Restate con noi, grazie. Terza ed ultima parte di replay. Allora, prima di parlare di Serie C, ci sono i risultati delle giovanili del Cosenza. Vai subito. Le lupacchiette sbancano. No, nel frattempo dicevo di metterti in contatto con Mimmo Toscano, allenatore della Regina. Grazie. Vai Stella. Ok, le lupacchiotte sbancano Salerno, KO esterno per le under, copertina di giornata per le ragazze dell'Under 17, che grazie al blitz sul campo della Salernitana si mettono alle spalle la sconfitta casalinga di domenica scorsa con la corazzata Napoli. Escono sconfitte dei rispettivi impegni odierni le altre compagini della cantera rossoblù, Under 15 e Under 16, cedono l'onore delle armi al Frosinone, mentre l'Under 17 è costretta ad arrendersi all'Ascoli. Ascoli Under 17 contro Cosenza Under 17 3-0, poi andiamo a vedere Frosinone Under 16 contro Cosenza Under 16 3-0, Frosinone Under 15 contro Cosenza Under 15 3-2, Salernitana Under 17 femminile contro Cosenza Under 17 femminile 0-1. Questi sono i risultati del settore giovanile. Sì. Va bene, allora andiamo avanti, vediamo se abbiamo una telefonata, se no andiamo a vedere subito i risultati di Serie C, vediamo se abbiamo prima una telefonata. Benissimo, dovremmo avere al telefono Mimmo Toscano, allenatore della Regina. Pronto? Buon pomeriggio Mimmo. Buon pomeriggio a voi. Grazie per essere intervenuto e complimenti per il percorso che stai facendo con la maglia Grande Mimmo. Amaranto. Allora abbiamo Franco Gagliardi qui ospite da noi. Ciao. Poi, grande mister. Poi abbiamo il collega Alfredo Nardi del Quotidiano e poi abbiamo il nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Cenno. Ciao Mimmo, ciao. E allora, ciao Aldo. Topi convenevoli, io avevo parlato all'inizio che questo calcio è malato in Lega Pro, perché prima qualche anno fa l'Aquacas, l'anno scorso il Matera, quest'anno il Rieti. Non è stata Mimmo una bella pagina quello di ieri pomeriggio? Io pensavo a te, dico, ma questa Regina si è dovuto sobbarcare a 700-800 km per arrivare a Rieti senza poi colpo ferire, nel senso che l'arbitro ti dà la distinta, l'allenatore non è omologato per la FIGC, quindi non è un tesserato e quindi tutti a casa appassionatamente. Ma può succedere questo in un campionato di Lega Pro, caro Mimmo? A parte che è stata una giornata bruttissima, perché poi meno male che nella bruttissima giornata non si sia giocato, perché poi giocare contro la Beretti sarebbe stato una cosa mortificante proprio, insomma. Mortificante. A porte chiuse poi si poteva sapere prima e magari non farci neanche partire, però io il pensiero mio va verso quei calciatori che mettono a rischio le proprie famiglie, la propria carriera, ogni anno con tante aspettative e poi si vedono magari raggirati, o io non entro nel merito perché magari si può trovare anche
presidente in difficoltà con qualsiasi altra azienda, però nel calcio sono delle regole che magari in difficoltà sai se ti puoi o non ti puoi provare, quindi il pensiero va a loro. Io mi auguro che non ci siano più situazioni del genere. E sono d'accordo con te, perché poi anche Caneo, l'allenatore, abbiamo letto che ha fatto pervenire un certificato medico, così come il vice. Vabbè, parliamo di calcio giocato. Mimmo, stavo guardando la classifica, in attesa dei 3 punti a tavolino, siete al comando con 34 punti, Monopoli 31, poi Potenza e Ternana 30, Bari 29, a seguire poi Catanzaro 24, eccetera eccetera. Che campionato è, Mimmo, e quali potrebbero essere gli antagonisti, i veri competitor della Regina? Pronto? Pronto? Forse è caduta la linea. Pronto? Mister? Allora, riproviamo perché è caduta la linea. Allora, vogliamo andare a leggere i risultati? Sì, i risultati? Sì, sì, andiamo a vedere i risultati di Serie C con la classifica. Ok, Casertana Avellino 2-0, Catanzaro Catania 3-0, Monopoli Bisceglie ha giocato sabato 2-1, Paganese Bari 0-1, Potenza Vibonese 1-0, Renne Picerno 1-0, Rieti Regina è stata rinviata, ne parlavamo con Toscano sabato. Ieri. Quindi. Sicula Leonza, Virtus Francavilla 1-1, Teramo Ternana 1-1, Viterbese Cavese 0-1. Non rinviata, scusami, abbiamo detto che c'era lo 0-3 a tavolino, sì, per il Rieti, perché l'allenatore della Beretti non era tesserato della FIGC, l'arbitro se ne è accorto e quindi insomma non è stata Andiamo a vedere la classifica di Serie C, anche sì, se già avevi iniziato a menzionarla tu. Troviamo al comando la Regina con 34 punti, a seguire Monopoli 31, Potenza Ternana 30 punti, Bari 29, 37. Catanzaro 24, Teramo 22, Casertana 21, Viterbese 21, Catania 20, Vibonese 20, Virtus Francavilla 19, Cavese 17, Paganese 16, Picerno 16, Avellino 14, Rieti 12, Sicula Leonze 10, Bisceglie 10, chiude la classifica Rende con 10 punti. Forse abbiamo ripescato Mimmo, Toscano, pronto? Sì, non vi sentiamo più. Era caduta la linea, stiamo parlando che campionato è, dico quali potrebbero essere i competitors di questa Regina, ho letto un po' di squadre. Allora, è un campionato difficilissimo perché se tu guardi il punteggio è il più alto dei 3 gironi. Sì. Ma non solo dalla prima classifica ma anche le altre inseguitrici. È normale che ci sono tante squadre allestite per fare un campionato di vertice e per giocarsi la vittoria del campionato finale fino alla fine, come il Catanzaro, come la Ternana, il Bari, il Catania, ce ne sono tante. In questo momento io dico che Monopoli e Potenza stanno facendo delle cose straordinarie per il ritmo che stanno tenendo e per i risultati che stanno tenendo. Quindi è un campionato lungo, ancora difficile, ogni partita è difficile da portarla a casa, se la porti a casa è perché l'ha meritato veramente sudandotela. Quindi noi dobbiamo solo tenere questo passo e non mollare di un centimetro, perché sicuramente chi ci sta dietro farà qualcosa in più per accorciare le distanze o cercarci di agganciare. Sentiamo qualche domanda degli ospiti, partiamo da Aldo Cennamo questa volta. Vai Aldo. Mimmo, ti volevo chiedere questo entusiasmo che c'è a Reggio Calabria, dopo i 700 spettatori che la Regina, perché noi seguiamo la Regina, siamo arrivati circa a 15.000 persone, secondo te a cosa è dovuto? Ad una programmazione con un obiettivo preciso o a cos'altro? Ma innanzitutto il Presidente Gallo già l'anno scorso ha portato grande entusiasmo facendo degli investimenti forti, poi il Reggino dopo tanti anni di magari gestioni fatte con programmazioni non ambiziose aveva bisogno di un Presidente che portasse questa nuova motivazione, e lui l'ha portata, ha ripreso il centro Sant'Agata, che era una cosa dove la Regina e il Reggino è affezionato, ha costruito anche l'anno scorso una squadra competitiva arrivando ai playoff, anche l'anno scorso c'erano la partita col Monopoli 13-14 mila spettatori. Sì, quest'anno sì. Poi i risultati hanno fatto scoppiare questo entusiasmo che si respira ogni giorno in città, e noi dobbiamo essere bravi ad alimentarlo ogni giorno attraverso il lavoro quotidiano, duro, attraverso le prestazioni e i risultati, perché questo deve essere
una caratteristica, un'arma che ci dobbiamo portare dietro fino alla fine del campionato. Alfredo Nardi del quotidiano per Mimmo Toscano. Salve mister, io ho una domanda un po' diversa dalle altre, dal solito. Lei è reggino e volevo sapere se ci sono stati pro e contro, quali sono le difficoltà o le agevolazioni dell'essere un reggino ad allenare la Reggina. Ma pro tanti, perché poi conosci l'ambiente, io poi sono cresciuto al Sant'Agata, quindi conosci tutti, conosci le dinamiche, conosci il singolo tifoso, sia che viene al campo che non viene al campo, quindi c'ho tanti pro, di contro nessuno credo. L'unica cosa è la grande responsabilità che hai, sicuramente non è la stessa responsabilità che hai nelle altre città dove hai lavorato, anche se Cosenza si avvicina, perché io poi vivo a Cosenza e quindi vivendo un po'. Che poi mi dici qualcosa di Cosenza e Crotone in chiusura, 2 battute. Mi dici però a Reggio credo che sia un'altra cosa, perché sono cresciuto là, ho i genitori là che vengono sempre a vedersi la partita, ripeto, conosci tutti, quindi hai tanta responsabilità addosso, ma mi fa piacere prenderla, perché ho scelto di tornare a Reggio perché sapevo che era una grande sfida, una sfida affascinante, con tante responsabilità sicuramente. È giusto. Franco Gagliardi in chiusura, vai. Ma a Mimmo cosa devo dire? Devo dire qual è la differenza più grande per te, essere oggi allenatore che conduce la squadra della Reggina e quello che era il calciatore di allora condotto da Franco Gagliardi. Ma soprattutto far capire che il Mimmo Toscano che c'è oggi non è quello di 20 anni fa. Certo. Ha fatto tanta gavetta, ha mangiato tanta polvere in tanti campi in giro per l'Italia, si è tolto le sue soddisfazioni, è diventato maturo, non il ragazzino del Gebbione che correva per lo stadio comunale per i propri colori, quindi questa è stata la differenza maggiore, perché poi tanta gente che mi conosceva 20 anni fa ha rivisto un Mimmo completamente diverso e piacevolmente sorpreso. Grazie. Mimmo, senti, allora mi dici qualcosina, intanto ricordo a chi ci segue, sono tantissimi sia in Calabria che in Sicilia, che giocherete nel prossimo turno contro il Rende, quindi Toscano contro il suo passato, visto che tu hai giocato e hai allenato a Rende. Ma mi dici qualcosina di Cosenza e Crotone? Ma credo che Cosenza, per le prestazioni che sta mettendo in campo, meritasse qualche punto in più, e sicuramente se continuerà a giocare come sta giocando gli mando qualche dettaglio che sicuramente non manca a Braglia di saper fare, perché l'ha dimostrato in questi anni che ha portato dei grandi risultati, riuscirà a ottenere gli obiettivi che si è prefisso. Il Crotone secondo me sta facendo il campionato che doveva fare, giocando un buon calcio e rimanendo là ai vertici della classifica, aspettando di potersi giocare fino alla fine qualcosa di importante. Grazie Mimmo, in bocca al lupo, grazie per essere intervenuto e per la disponibilità, grazie, sperando di averti qui qualche lunedì di persona. Allora, Franco Gagliardi, facciamo un giro insomma in quello che ha detto Mimmo, visto, ha parlato e gli hai ricordato un po' anche la sua giovinezza, l'ha avuto come giocatore, ha parlato anche di Cosenza e di Crotone. Ma guarda quante cose si accavallano. Si accavallano tante cose, sì. Ha fatto una bella intervista Mimmo, Mimmo ha rilasciato una bella intervista da noi oggi pomeriggio a Replay a Teleeuropa. Lui è stato un mio calciatore, non giocava e l'ho fatto diventare titolare nel periodo in cui ci siamo salvati. A Reggio? Sì, lì dove è nata poi la storia della Reggina che è andata in Serie A. Ci siamo salvati. Quindi Mimmo Toscano era un tuo calciatore, non giocava, io l'ho fatto diventare giocare titolare. Verso esterno a destra e lui mi ha dato quel contributo. Era una bella ala, faceva tutta la fascia. Tutta la fascia. Era molto grindoso. Oggi Mimmo, nessuno lo dice, sì? ha l'aiuto, un forte aiuto da Michele Napoli. Ma guarda caso, Michele, sì. Sto ragazzino di Cosenza, pure Franco Gagliardi, quando ancora non diceva nulla, nessuno se lo portava dietro. Quindi era uno scopritore di talento, è stato Franco Gagliardi. Vabbè, questo sì. Qualche cosa mi vede molto comune a Mimmo, anche se lui magari disconosce questo fatto. E poi aggiungo anche mister che è stato un caso, che oggi ospite telefonico c'era chiaramente il mister e lui ospite, allora qualche cosa guarda caso il regista, hai capito? Allora qualche cosa
l'autore del programma quante cose che fa intrecciare? Bravo il nostro coordinatore Franco Segreto. Vai con la domanda, a chi la devi fare la domanda? Ok, allora proprio a lui, Lo stiamo facendo parlare troppo forse? Ma no. la vuoi fare ad Alfredo? No, bisogna approfittare quando c'è il mister. No, mister Gagliardi. Cerchiamo di fare il meglio di mister Gagliardi, no? Mister Gagliardi, la regina di Foti è la regina del nuovo presidente Gallo. Che bella domanda. Quali le differenze secondo lei? Parte il timer. Io posso parlare solo della regina di Foti, quella di Gallo purtroppo non ho avuto il piacere. Vabbè, però vedi, per quello che sta facendo, devo dire che ha risollevato le sorti sportive di Reggio Calabria, dove non era tanto facile sollevarle, però c'è grande passione che porta 15.000, 16.000, 20.000 spettatori al campo. E lui ha saputo trovare la molla giusta, bravo. Foti è un astro che tutti dovranno guardare, avrà i suoi difetti e li ha sicuramente come ognuno di noi, però è un astro didattico per qualsiasi persona che si possa accingere al gioco del calcio. E allora, torniamo alla Serie B, vuoi dire qualcosa? No, volevo dire una cosa. Perché andiamo subito al prossimo turno. 30 secondi, che siamo in... il riferimento a Franco, che non perché per plagieria o perché ne sono amico da tanti anni, lo conosco, ma io Franco Gagliardi per me è stato sempre uno che ho guardato con grande interesse a Franco, perché è un professionista di livello, e vorrei tanto che Franco avesse la possibilità di cimentarsi come direttore generale in una bella squadra di Serie B o di Serie C o di Serie A, perché lo merita. Franco non merita di stare... No, Franco ormai ha fatto... A Rende sta facendo bene, però Franco, per quello che ha dato, per quello che ha detto, per come ha lavorato, per chi ha lavorato e ha mandato sul campo tante promesse, meriterebbe una bella palestra per cimentarsi ancora, perché è giovane, è bravo, competente, preparato e soprattutto è serio. Benissimo, allora ci chiedono la Serie C, Enzo Leonetti, andiamo a vedere il servizio sulla Serie C, sulle squadre calabresi, ve l'abbiamo anticipato ad inizio trasmissione, il 3-0 del Catanzaro ieri in notturna contro il Catania, poi abbiamo detto che Rieti Regina non si è giocata. Poi c'è stata la sconfitta del Vibonesi a Potenza e la vittoria del Rende contro il Picerno con un gol molto bello di testa di Nossa a seguito di un calcio di punizione. Vediamo la Serie C, il servizio, grazie. Dovrebbe arrivare. La sintesi di una disfatta, Rieti Regina è tutta qui, gli Amaranto che sono arrivati fino all'impianto laziale per effettuare un riscaldamento, dall'altra parte un manipolo di ragazzini che senza una guida tecnica regolarmente autorizzata non hanno potuto sostituire la prima squadra che ha scioperato per il mancato rispetto degli accordi da parte della società. I vertici della Lega e della FIGC hanno dichiarato di aver evitato una farsa, sarà, ma è anche vero che anche quest'anno gli anticorpi non hanno funzionato e la Lega Pro sta vivendo un'altra pagina nera. Dal calcio non giocato alla gara tra Catanzaro e Catania, equilibrio in campo al di là di qualche occasione sporadica per i padroni di casa, fino all'espulsione di Bucolo contestata dagli etnei, che ha permesso ai giallorossi di Grassadonia di giostrare con maggiore libertà d'azione e costruire il vantaggio siglato da Celiento. Di Tascone, sul suggerimento di Canutè, la rete del 2-0 e nel finale il tris siglato da Nicastro, che ha raccolto il pallone scagliato da Fischnaller sul palo e ha bucato Furlan per la terza volta. Il gol di Fransà al 90° ha deciso la sfida tra Potenza e Vibonese. L'attaccante, al rientro da un lungo infortunio, ha staccato di testa più in alto di tutti sul calcio di punizione battuto da Emerson, mettendo la palla del successo in rete. Interrotta la serie positiva di 5 giornate dei Lucani, che cedono solo nel finale in 10 uomini per l'espulsione di Bubas. Nella nebbia del Razza, un raggio di sole per il Rende, che conquista i 3 punti contro il Picerno grazie alla rete siglata da Nossa. Un gol che i biancorossi avrebbero potuto replicare nel secondo tempo se non avessero sbagliato una serie incredibile di nitide occasioni. Errori che hanno messo a rischio il successo nella fase finale, quando il Picerno ha attaccato con maggiore convinzione, segnando anche un gol annullato per un contestatissimo fuorigioco. E lì sembra in effetti... Non si vede bene. Non si vede bene uno scarpino. Franco Gagliardi, prima di andare a vedere il prossimo turno della Serie B, perché siamo nei minuti finali, mi dice qualcosa di questo derby di sabato sera tra Regina e Rende? È una partita tutta da giocare, il Rende ha vinto domenica meritatamente, sì. La Regina gioca in casa e vuole mantenere il primato. Sarà una partita comunque che la Regina non è che vincerà facilmente, anche perché in questo contesto di stagione il Rende sta ritrovando morale, sta ritrovando certi giocatori che l'anno prossimo saranno linfa anche per squadre superiori, vedi Scimia,
ancora di più. Ve ne parlano bene di sto Scimia, Franco? Un giocatore che per me è già pronto per andare in Serie B. Addirittura, giovanile lo dico senza... Da dove viene? Pescara? Da dove? Viene da un cilindro magico che si trova a Pescara. Pescara. E poi devo fare i complimenti per questa partita all'allenatore. Perché senza volerci... Tricarico guardia, senza volerci... Tricarico. Ah, Tricarico. Non lo so se guardi. Io conosco Tricarico, che è allenatore del... il quale, non volendo scimmiottare il gioco moderno, assolutamente partire dal basso, ha fatto tatticamente una partita giusta, guardando il terreno impossibile e mettendo le condizioni del rende cioè al meglio per poter segnare. Cioè, bravo Tricarico, perché questa vittoria è solamente sua, perché vinta tatticamente, giocando in maniera giusta, pragmatica, senza scimmiottare la novità assolutamente da perseguire. Partire dal basso, farsi ostacolare ed avere sempre gli avversari dentro la propria porta. Andiamo a vedere la Serie B, il prossimo turno, perché riprenderà la prossima in questa settimana. Giocheranno Ascoli Cosenza, Benevento Crotone, Chievo Virtus Entella, Cittadella Pisa, Empoli Venezia, Juve Stabia Salernitana, Livorno Trapani, Pescara Cremonese, Pordenone Perugia, Spezia Frosinone. Lasciamo la grafica, perché Ascoli Cosenza si giocherà domenica alle 15, mentre il Crotone giocherà, abbiamo detto, a Benevento, il big match praticamente della giornata, sabato alle ore 15. Franco, allora dimmi qualcosina di questa 13ª giornata di andata. Ma attenzione Benevento Crotone, e poi siamo di Cosenza, no? Sì. Cosenza deve ripartire alla grande da questa partita, perché se no torniamo in studio, grazie. Vuol dire che non c'è ripresa, è inutile che andiamo a parlare e ci andiamo a battere tutti quanti. Quindi Cosenza deve ripartire da Ascoli? Deve partire da Ascoli per centrare un nuovo campionato che si rifà al campionato del girone di ritorno. Allora, con Alfredo intanto focalizziamo questo Ascoli Cosenza. Ma Ascoli Cosenza, innanzitutto ci sono tutte le incognite, ma questo vale per tutte le squadre, della ripresa del campionato dopo la pausa. Quindi l'Ascoli arriva da una sconfitta, bisogna vedere come è stata assorbita questa sconfitta durante le 2 settimane. Cosenza da un pareggio. Diciamo che al Cosenza andrebbe bene anche un pareggio ad Ascoli. L'importante, come diceva il mister, è quello di ripartire proprio da Ascoli senza passi falsi, con convinzione, senza altri passi falsi, e poi guardare alle gare casalinghe che mancano fino alla fine del girone d'andata per accelerare un po', senza disdegnare magari di tenere lo stesso comportamento anche nelle gare esterne e cercare di portare a casa il massimo possibile, però ripartire da Ascoli è fondamentale. Sentiamo Aldo Cennamo allora. Ma guarda, io sono d'accordo sia con Franco che con Nardi, una partita dove la continuità del risultato per il Cosenza è essenziale. Un pareggio sarebbe ottimo, però io ritengo, ho sempre detto che il Cosenza fuori casa si esprime meglio che in casa. Io penso che il Cosenza ad Ascoli, se gioca con quella determinazione, con quella grinta, con quella forza, con quella capacità di sapere stare in campo, come ha saputo stare in campo in occasione di partite fuori casa, io penso che il Cosenza da Ascoli uscirà con un buon risultato. Ok, allora abbiamo detto di Ascoli Cosenza domenica alle 15, mentre Benevento Crotone, gran bella partita, prima contro la seconda della classe, si giocherà appunto il sabato alle ore 15. Abbiamo subito 30 secondi, stiamo per chiudere il prossimo turno della Serie C. Sì, abbiamo sabato 23 novembre Regina Rende, Ternana Viterbese, domenica invece giocheranno Bisceglie Paganese, Catania Casertana, Cavese Monopoli, Picerno Sicula Leonzio, Virtus Francavilla Potenza, Avellino Rieti, Bari Teramo, Vibonese Catanzaro. Grazie a Stella, allora io ringrazio gli ospiti di oggi pomeriggio qui a Replay su Ten, Franco Gagliardi, dirigente di calcio. Ciao, grazie. Ti ho rivisto dopo un po' di tempo, comunque sempre in gamba, e grazie per aver accettato l'invito, grazie ad Alfredo Nardi del Quotidiano del Sud e grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura. Buon pomeriggio a tutti, grazie a tutti. Per la chiusura, Stella. Benissimo, ringraziamo tutti coloro che hanno seguito la nostra trasmissione, ci rivediamo qui in diretta lunedì alle 15.
lunedì 25 novembre. Ringraziamo i nostri ospiti in studio e il coordinatore Franco Segreto, che è sempre pronto ad informarci sullo sport delle calabresi. Grazie. Arrivederci.